Questi giorni drammatici per New York c'è la storia dei fratelli Cuomo. Uno è il governatore e l'altro giornalista colpito dal virus. Storia che ci racconta Angelo Figorilli. Ci sono due fratelli in questa New York che combatte la sua battaglia più dura. Sono famosi, importanti e sembrano fatti apposta per spiegare che stavolta la guerra, questa guerra, non risparmia nessuno. Qui li vedete assieme. Uno fa le domande per la televisione più conosciuta al mondo, la CNN. L'altro risponde a nome e per conto di tutti gli abitanti dello Stato, perché lui è il governatore. Chris e Andrew Cuomo, in questa intervista, dopo aver discusso della situazione sempre più grave della città di fronte al dilagare del contagio, provavano a scherzare su chi fosse il migliore dei due. La gelosia, no. Tu sei la gelosia. E su chi avesse più a cuore la vecchia madre, su chi l'avesse già salutata, come ogni sera. C'erano i fatti e i ragionamenti di due americani preoccupati e responsabili, consapevoli di quanto fosse dura in questi giorni prendersi i rischi, proteggere i propri cari e proteggersi, per evitare di diventare loro stessi il problema. E così la notizia che Chris, il più giovane, il giornalista, sia risultato positivo, spezza quel racconto con la durezza della realtà. Continuerà a lavorare da casa, se sarà possibile, mentre il fratello sarà, come da giorni ormai, il punto di riferimento di tutte le speranze e le paure dei newyorkesi di fronte al dolore che riempie le strade deserte di Manhattan. Chris e Andrew Cuomo saranno un'altra storia da raccontare nella grande storia che oggi riguarda tutti, almeno quelli che hanno capito la posta in gioco e che lottano assieme come fratelli. Il Papa, commosso